insomma sei particolarmente attento a tutto questo, non so se ti ricordi i numeri di questo signore che abbiamo in collegamento lì da Cagliari, che si chiama Daniele Conti. Ha tagliato un traguardo molto importante oggi, ha raggiunto Bruniera, un mito del Cagliari come record dello scudetto 69-70 di presenze. Complimenti, sì, Daniele. Sicuramente, grazie, grande soddisfazione. Ecco. Tra l'altro era il 1999, sono passate 328 presenze, record con la maglia del Cagliari, hai visto passare Zola, Suazo, Acquafresca, Matri, insomma quali sono le emozioni oggi di essere quello che ha più presenze nella storia del Cagliari? Ma, grandi sensazioni, ecco, come hai detto te, ho visto passare grandi campioni che comunque mi hanno insegnato tanto per crescere e quindi li ringrazio ancora. In tribuna c'era tuo papà Bruno e tuo figlio Bruno, adesso bisogna capire chi è il più forte della famiglia. Per Brunetto mio figlio è ancora presto, ecco, e spero che segua le orme di mio padre. Ilaria. Ma che carina, ma che carina. Allora, prima degli altri omaggi, vogliamo fare un omaggio a lei, Daniele. Ormai dall'inizio del campionato ci siamo collegati più volte perché se lo merita e perché continua a tirare scherzetti anche a suo padre. Ma guardi questo da parte di Veronica Baldaccini. Volta dopo volta, tempo dopo tempo, primo, secondo, minuti di recupero, gol dopo gol, fatica dopo fatica, ammonizione dopo ammonizione, eccoci qua. Sono 328 le volte in cui ha indossato la maglia del Cagliari e chissà quante sarebbero senza i 128 cartellini gialli, piccole cicatrici che contribuiscono a fare di lui Daniele Conti. La prima volta il 29 agosto 1999, guarda caso all'Olimpico contro la Lazio. Allora era semplicemente il figlio di Bruno. Oggi, casomai, è il papà del piccolo Bruno, ma è soprattutto il capitano. Un capitano, sei solo un capitano, un capitano! Di cori così Conti non ne ha sentiti tanti in 12 anni rossoblù. Allo stadio mai uno, perché non è nella tradizione dei tifosi del Cagliari scandire i nomi dei giocatori, neppure di quelli che hanno fatto la storia di questa squadra. Rinuncia tosta, considerando che altrove basta poco per essere invocati, ma al Sant'Elia conta solo la maglia. Lui l'ha capito, l'ha accettato e l'ha predicato. Se i successi sono fili sottili che legano a una squadra, i momenti difficili sono catene. Conti e il Cagliari, insieme nell'ultima retrocessione, insieme negli anni bui della B, insieme quando Daniele si ruppe il ginocchio e ripartì da capo. Nei primi anni in città si diceva che giocava solo perché era il pupillo di Cellino. Ora è chiaro che non ha ricevuto regali, neppure quello della maglia azzurra, che avrebbe meritato. A Lecce, dove segnò il primo gol con il Cagliari, sarà record assoluto. Supererà Mario Bruniera, che ha le stesse presenze e uno scudetto in più. Ma avesse potuto battere anche solo un calcio d'angolo per Gigi Riva, forse anche a Conti sarebbe stato concesso essere campione d'Italia. Ha vinto altro, soprattutto la diffidenza dei sardi e i pregiudizi dell'ambiente. Ma erano i vecchi tempi, era 328 maglie fa. 328 volte rosso-blu cagliaritano nel cuore, nell'anima. Ma Troppo gentili, grazie, mi hai fatto emozionare tanto. tutto non meritato. so se riuscirò a parlare ancora. Grazie. Caramba, che sorpresa, non potevamo evitarlo perché cagliaritano sì, ma romano doc di nascita e de patre, quindi eccolo qua. Bruno Conti in collegamento telefonico con noi, che era lì ma ha voluto lasciare tutta la ribalta come sempre fa a suo figlio e noi l'abbiamo recuperato invece telefonicamente nonostante la fuga dallo stadio. Bruno, benvenuto. Se lo sapevo prima non venivo. È vero, è vero. Ciao, saluto i tre dell'Ave Maria, Fini, Luca e Massimo. Ecco, i tre dell'Ave Maria, va bene, siamo al completo, c'è anche Gianluca Di Marzio. Io qua. chi sono? Io non ho capito chi sei dopo i tre dell'Ave Maria. Stiamo zitti, va, stiamo zitti che è meglio. Bruno, è un traguardone questo, traguardone pesante, bello. Beh, direi che a distanza di anni mi sembra anche corretto fargli i complimenti, perché bene o male ho avuto sempre modo di fargli capire le cose che sbagliava. Io penso che poi ha saputo camminare da solo con la sua caparbietà, professionalità e soprattutto bravura, penso che se lo sia guadagnato.
Ma io voglio sapere una cosa, a parte l'emozione di oggi, insomma, c'è stato l'occhio lucido da papà, sempre un po' austero, però lì chioccia oppure no? Insomma, No, penso che ci sia stata la soddisfazione da parte di un genitore, mettendo sempre poi dei paragoni, perché quando hanno iniziato questi ragazzi non è semplice avere questo cognome, e penso che la più grande soddisfazione è che sono guadagnati sul campo. Questa è la mia grande soddisfazione. non c'è dubbio, eccolo là, il papà con tutta la famiglia schierata allo stadio. Daniele, qua ritorniamo ai soliti numeri che portano alla lite in famiglia, però 29 gol in Serie A, 5 segnati alla Roma, insomma un destino. Sì, come ho detto l'altra volta, è un destino, ecco. Non lo faccio, ci scendo sempre in campo per dare il massimo e per dare il massimo per questa squadra, ecco, che comunque amo tanto. E poi è capitato che ho fatto 5 gol alla Roma e sono contento, ecco. Bruno, come la mettiamo con questi 5 gol che sono proprio la bestia nera? La vorrei mettere che Daniele sono 12 anni che gioca nel Cagliari. Ama questa maglia, questi colori, come del resto glielo danno i tifosi cagliaritani e il presidente Cellino. A volte vorrei eliminare, diciamo, quelle finte esultazioni, o perlomeno quando si indossa una maglia, perché tutto sommato io spero il giocatore, o chiedere all'allenatore di non giocare quella partita, ho la preoccupazione di far gol, ma quando si deve far gol è anche mancanza a volte di rispetto nei confronti dei propri tifosi della maglia che indossi, per cui Daniele ha avuto sempre la grande soddisfazione di giocare nel Cagliari, è cresciuto nel Cagliari ed è giusto che esulti. Io vorrei tornare indietro nel tempo, a volte c'è gente che dice che contro la Roma esulta in una certa maniera. Andiamo a vedere il gol che ha fatto a Messina, il gol che ha fatto a Napoli all'andata, la rincorsa che ha fatto con Ballardini, che poi ce ne sono salvati rimanendo in Serie A, per cui Daniele è così ed è giusto che continua a fare questo. Senti, ma è vero, Conti, che lei, Bruno, che una volta dopo uno dei gol alla Roma non l'ha fatto entrare in casa, verità o leggenda? Assolutamente no, bene o male la Roma è la mia vita, qua chi me la tocca e sono il primo tifoso della Roma, se vogliamo, perché è una vita che faccio parte di questa società e in questo momento come responsabile del settore giovanile. Ho sempre rispettato mio figlio perché anzi penso che quando noi oltre alla bravura dobbiamo dare insegnamento a questi ragazzi dobbiamo anche cercare di saperli educare e avere un comportamento giusto. Già Daniele l'ha fatto nel modo corretto. Va bene, anche se Daniele ha sorriso su questo. Massimo Mauro, No, io volevo fare complimenti a Daniele perché onestamente lui l'ha sempre detto che non era facile col cognome che ha portato a esplodere nella Roma, anche se però il settore giovanile lui l'ha fatto nella Roma. Io, Bruno, ricordo dal 99 a oggi quasi tutti i centrocampisti della Roma, no? Daniele però ci sarebbe stato a pieno titolo nella rosa dei centrocampisti in questi 11 anni. Sì, sicuramente quando c'era Spalletti con il direttore sportivo Pratè, che Daniele era in scadenza, la Roma era dietro a Daniele. Io ho provato a fare questa telefonata sapendo poi che Cellino era difficile che lo lasciasse. Ha riflettuto un po' Daniele e poi ha pensato, dice papà, fino a che te lavori nella Roma per me è una grande difficoltà, per cui il Cagliari mi ha cresciuto e mi ha dato questo, era l'ultimo pensiero per lui andare via da Cagliari. Ma bellissimo. Questa perché la gente pensa che essere figlio di un personaggio famoso sia un privilegio, no? Invece questo ragazzo ha dovuto affrontare tante difficoltà. Daniele, possiamo dire che tu sei la prova che le raccomandazioni, almeno nel mondo del calcio, non servono a niente? Penso proprio di sì, anche perché comunque penso che se non hai delle qualità non riesci a giocare magari per così tanti anni a questi livelli. Io sono contento di quello che ho fatto, anche se, come ho detto più volte, all'inizio ho avuto delle difficoltà perché portavo un cognome pesante, però ho sempre stretto i denti e ho sempre creduto in me e penso comunque di esserci riuscito. Allora, lasciatemi salutare al telefono Bruno Conti, che insomma oggi ha vissuto un'emozione grande, anche con una maglia del cuore, non la sua maglia. Grazie Bruno. Billy, Costa Curta, volevi dire una cosa a
Daniele, prima di Daniele, salutarlo? secondo me è stato mandato via dalla Roma, prima guardavo le immagini soprattutto per il taglio dei capelli e questa è una mia convinzione. Può essere, Sì. ma ce l'aveva apposta così, Per essere un altro- via. No, però io ti ho affrontato da avversario tante volte, Daniele, e sei sempre stato secondo me un uomo squadra, poi il fatto che oggi hai superato questo record non fa altro che confermare. Io però non riesco a capire come una persona come te, un giocatore come te possa aver avuto problemi con un allenatore, mi riferisco all'anno scorso. Incomprensioni? Con Con chi? Bisoli, eh? Con Bisoli, scusa. No, ma incomprensioni. Io ho un carattere dove magari dico delle cose in faccia e questo magari tante volte è più un difetto. Io però caratterialmente sono così, poi è chiaro uno prende la strada che vuole. Io mi sono sentito di dire certe cose al mister e ho avuto dei contrasti, però sono fatto così, ecco. Certo. C'è stata la possibilità, Daniele, che questo record non si realizzasse, ovvero, mi spiego, che tu potessi andare a giocare in un'altra squadra al di là della Roma, come diceva tuo padre? Per esempio il Napoli, si è parlato a lungo un paio di estati fa di un tuo possibile passaggio al Napoli. Era realtà o erano soltanto, come si dice, speculazioni giornalistiche? No, era realtà, però come ha detto mio padre io amo questa maglia e quindi quando mi è arrivata un'offerta non ho mai pensato di andare via, ho sempre preferito rimanere qua perché qui sto bene, quindi come c'è stato il Napoli magari c'è stata qualche altra squadra, però Tipo, ormai puoi sono dirlo, ormai puoi contento. dirlo, quali altre squadre ti volevano? No, magari c'era la Fiorentina, magari c'era il Palermo, ma io sono Vedi contento di che stare i qua giocatori poi e quando le trattative non si concludono. Scusate, ma il ma anche paragone perché- non è irriverente, sembra irriverente, ma per storia non lo è affatto. Ci ricordano altre scelte, no? Quelle di chi ha fatto la storia del Cagliari prima di Daniele Conti, tipo Gigi Riva, insomma, Beh. classe assoluta, una maglia. Beh, non supererà mai i per gol sempre. però di Gigi Riva, Lui questo tecnico. no, Daniele. è difficile. Mi sembra un po' complicato, va bene, grazie. Dobbiamo salutare Daniele Barzaghi. Volevi aggiungere un'ultima cosa? Sì. Sì, una curiosità. Un'ultima cosa. Sì. Daniele, alla fine c'è stata la standing ovation. Tuo padre si è alzato ad applaudirti oppure no? Chiariamo questo equivoco. Io ho alzato gli occhi e lui era seduto, però penso perché era più emozionato di me, ecco. Non ce la può fare, non ce la può fare. Vabbè, grazie Daniele, complimenti. Grazie a voi, grazie dei complimenti. Arrivederci.